Riuniti tutti nel quartier generale di H Pharma Roncade, un ambiente che ispira al fare in armonia, al fare squadra per lavorare tutti verso un obiettivo comune e ottenere ciò che serve ai veneti. Il presidente della regione Alberto Stefani ha dato avvio alla filiera interistituzionale del centrodestra, un nuovo metodo per amministrare la regione in cui tutte le forze istituzionali, dai sindaci agli europarlamentari, devono collaborare. Un metodo che prevede incontri cadenzati, appunto di filiera, aperti sui temi condivisi anche alle forze avversarie. Noi dobbiamo essere protagonisti nelle istituzioni nazionali e sovranazionali. Questa è la sfida che oggi vogliamo lanciare e che soprattutto vogliamo vincere. Quali sono le priorità che ha lanciato sul piatto? Oggi abbiamo parlato di un tema di metodo, perché è assolutamente fondamentale disegnare un metodo strutturale in modo tale che ci siano delle riunioni periodiche e quindi ci sia un confronto costante settimana per settimana su quelle che sono le novità in ambito parlamentare, in ambito di Parlamento europeo e ovviamente a livello regionale. La vera forma di autonomia poi che ha una regione è anche quella, no? Quella di avere una voce unica nelle sedi che contano. Quindi noi nelle materie dove ci sono specifiche caratteristiche che hanno a che fare con il nostro territorio, dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare asse e, perché no, coinvolgere anche le altre forze politiche. Quindi un presidente che unisce? Ma certo, un presidente che unisce, ma soprattutto un centrodestra unito. Questa è l'ennesima dimostrazione di come il centrodestra unito non solo sia vincente, ma poi debba anche impegnarsi per mettere a terra tutte quelle straordinarie idee che abbiamo e di cui abbiamo bisogno un po' di tutti per riuscire a farlo. Il metodo innovativo, perché è la prima volta che un governatore in Veneto provoca questo tipo di incontri, quindi ringrazio Alberto Stefani perché è così che si deve lavorare. Ovviamente tutti noi abbiamo un'appartenenza politica, ma siccome l'interesse del Veneto e dei nostri amministrati viene prima e quindi se tutta la filiera, ci sono dappertutto, quindi dall'Europa, il Parlamento nazionale, il governo, la regione, le province, i comuni, si lavora tutti in squadra per un unico risultato, credo sia quello che si aspetti tutto il Veneto, al di là del centrodestra e del centrosinistra, il Veneto si aspetta che le sue istituzioni facciano filiera e lavorino di squadra. Il richiamo fatto oggi dal Presidente Stefani per una nuova regione, una regione che guarda il futuro, diventa un richiamo importante e secondo me fondamentale. Mettere insieme le varie istituzioni regionali, nazionali e europee per portare a casa le risorse, i provvedimenti, le leggi essenziali per i nostri cittadini veneti.